Tutto pronto l'apparato di sicurezza in vista del raduno triveneto degli alpini che da venerdì a domenica prossimi vedrà arrivare nella città della Vittoria tra le 60 e le 70.000 persone. Massima l'attenzione perché se è vero che non sono stati riscontrati al momento collegamenti tra l'ordigno fatto esplodere la notte del 3 giugno ed il raduno delle penne nere, l'allerta c'è. Il fatto è successo, quindi ci sarà un potenziamento dei sistemi di controllo e di vigilanza che partirà molto prima rispetto ai giorni, a sabato e alla domenica, che sono i giorni clou della dunata. Una macchina per la sicurezza già ampiamente rodata l'anno scorso in occasione della più partecipata adunata nazionale delle penne nere a Treviso, potenziato il sistema della videosorveglianza con ulteriori telecamere che verranno controllate dalla sala operativa avanzata con sede nel municipio di Vittorio. Il responsabile della sala operativa vedrà le telecamere che sono state installate e sarà, come dire, l'occhio per il dirigente del servizio a cui segnalerà eventuali criticità che dovessero insorgere. Il questore di Treviso ha firmato l'ordinanza di ordine e sicurezza pubblica dopo il tavolo tecnico al quale hanno partecipato tutti i soggetti coinvolti nel garantire il sereno svolgimento della manifestazione. Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e poi 118, Vigili del Fuoco, Comune di Vittorio Veneto, ma anche Savno per la gestione dei rifiuti e la messa in sicurezza dei cestini, MOM e Ferrovie dello Stato per il trasporto pubblico, la Polstrada per la viabilità. Polizia stradale che ha insieme alla polizia locale elaborato il piano di viabilità per consentire ai 300 pullman che verranno il giorno della sfilata di scaricare i partecipanti in assoluta sicurezza e per evitare soprattutto ingorghi nella circolazione stradale.